torniamo in studio dando il benvenuto a Claudia Endrigo che è in studio con noi. Ciao Claudia, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ben trovata. Un disco intitolato Serge Endrigo canta i grandi poeti americani, delle registrazioni degli anni 70 in cui tuo papà si è così, diciamo, anche divertito a prendere alcune poesie, a tradurle poi in inglese e a dargli poi un senso melodico, a trasformarle in vere e proprie canzoni. Prima di entrare un po' nel merito anche dei poeti che sono poi stati, diciamo, messi all'interno di questo album, volevo chiederti quando è nata poi la passione di tuo papà, di Serge Endrigo, con la poesia. Che tipo di legame è stato nel corso della sua vita? C'è sempre stata. Lui ha detto che ha cominciato ad avvicinarsi alla poesia da bambino. È sempre stato affascinato dalla poesia. Lui stesso era un poeta, possiamo dirlo chiaramente. Lui si imbarazzava molto quando lo definivano così, perché lui diceva: io faccio il mestiere di cantante. Una delle grandi qualità di mio padre era la grandissima umiltà, cosa dote assai. Lo diciamo noi, lo diciamo. Grazie. È sempre stato molto affascinato dalla poesia. Diceva che una volta a Ungaretti, quando gli chiesero a cosa serviva la poesia, lui con la sua voce tonante rispose: a niente. In realtà serve a tutto, no? Serve all'anima, serve... E quindi aveva già cominciato a musicare poesia nei primi anni 60, perché la Girotondi intorno al mondo è una poesia di Paul Fort, sì. La Rosa Bianca, José Martí. Quindi insomma aveva già iniziato a voler musicare la poesia. Alla fine degli anni 60 si è imbattuto nella poesia americana della Beat Generation e se n'è innamorato, e diceva che queste poesie avevano una musica interiore, per cui gli era venuto estremamente facile trovare le melodie. E così è nato questo disco, che poi in realtà non è un disco ma sono dei provini fatti in maniera talmente bella che insomma alla fine ne abbiamo tirato fuori un CD. Però la casa discografica all'epoca non fu interessata, non gli interessò insomma questo progetto, e quindi è rimasto, ahimè, chiuso in un cassetto per tantissimi anni. E tu quando hai aperto quel cassetto? Io devo dire che ne ho aperti tanti dopo la sua scomparsa. Avvenuta 9 anni fa. 9 anni fa. E questa cosa mi ha anche fatto un po' male, nel senso che poi devo dire che credo sia abbastanza normale per una figlia vedere il padre come un padre, cioè non come Sergio Endrigo, no? Quindi tante cose le ho scoperte purtroppo dopo. Anche, devo dire, la sua grandezza come artista, lo dico con una punta di grande orgoglio. E tra le varie cose ho scoperto anche questo disco. E quindi insieme a Giampaolo Cantino e la Concertone, che ne cura l'edizione, abbiamo deciso di pubblicare intanto 7 di queste tracce, perché in realtà sono 12, ma è stato molto difficile riuscire ad avere le varie licenze, perché parliamo di poeti molto datati e quindi bisogna riuscire a rintracciare i vari eredi, tutori, insomma compagnia bella, quindi il problema è stato dei diritti in questi esatto, casi, certo. Ci auguriamo che magari per il decennale si riesca invece a farlo magari riuscire completo, no? Con tutte le 12 tracce. I poeti che sono all'interno, abbiamo citato Robert Creeley, ma c'è ad esempio c'è Robinson, c'è Lindsay, c'è Allen Ginsberg, c'è Lawrence Ferlinghetti. Ecco, ad esempio Ginsberg e Ferlinghetti sono due di quelli che non sono entrati in questa prima fase all'interno del disco. Sono canzoni molto brevi, in realtà sono proprio la durata della poesia tradotta con questa musica che, come ci dicevi, tuo papà ha detto aveva percepito proprio all'interno proprio della musicalità stessa della poesia. Registrate da lui voce e pianoforte semplicemente? O... Sì, esattamente, io non lo so dove le abbia registrate, anche perché all'epoca avevo circa 5 anni, quindi è un po' piccola. Sì, quindi non me lo ricordo. Però devo dire, anche adesso, prima sentendo una di queste poesie, mi sembrano quasi delle ninne nanne, le trovo di una dolcezza veramente struggente. Com'è stata la prima reazione, diciamo, anche di coloro che seguono, ecco, i fan, diciamo, di Serge Endrigo, coloro che nel corso degli anni sono cresciuti da piccolini, anche con le sue canzoni per bambini, con le canzoni di Serge Endrigo? Beh, grande felicità, perché è tanto che non si pubblica qualcosa di Endrigo, le case discografiche insisterò, lo snobbano, quindi detengono i diritti ma non fanno uscire né cofanetti né Platinum Collection, fanno uscire collezioni trite e ritrite che ovviamente la gente insomma non ne può più. Certo. Quindi questa è veramente un'assoluta novità, anche poi appunto particolare, perché non è un disco di inediti italiani ma addirittura un disco dove papà canta i poeti americani, quindi grande curiosità. Devo dire che chi l'ha preso ne è rimasto felice
e questo dimostra sempre che mio padre è sempre rimasto fuori dal coro, ma non per una questione di snobismo, perché tutto era fuorché snob, ma proprio perché lui ha sempre fatto quello che gli piaceva fare, non riusciva a fare una cosa che non amava fare, soprattutto a livello musicale, non c'è mai riuscito. I poeti americani e la canzone italiana mi fanno venire in mente Fernanda Pivano, Fabrizio De André, insomma quella generazione che poi a cui apparteneva anche in qualche modo tuo papà, che cantava proprio perché scrivere poesie era un po' così vergognoso quasi, no? La canzone, la forma canzone sembrava così più giovane e meno impegnativa, anche se l'impegno c'era tantissimo. Ti sembra in questo che non fosse così diverso, diciamo, dagli altri, oppure no? Aveva un rapporto con la poesia diverso dalla sua generazione? Questo non te lo saprei veramente dire. Lui aveva un rapporto molto profondo, cioè evidentemente aveva proprio bisogno della poesia. Era una sua esigenza, credo che sia stato uno dei pochi, tra l'altro, dei cantatori a musicare poeti, tanti. Vinicius de Moraes, Pasolini, insomma ne ha musicati veramente tanti, quindi forse in questo caso lui è veramente a parte. Esiste un fan club Sergio Endrigo? Un vero e proprio fan club no, c'è la pagina ufficiale Facebook Sergio Endrigo che ha oltre 9.000 iscritti. Come sono i commenti a questa uscita? Sono veramente buoni, devo dire che papà è amatissimo dalla gente, è veramente tanto amato. Mi chiedono continuamente perché non si vede in televisione, insomma sai, le solite cose. Adesso io spero, insomma, nei prossimi giorni di cominciare a prendere dei contatti, perché il mio sogno è organizzare poi un grande concerto per il decennale della sua scomparsa, come riuscimmo a organizzare nel 2006 a gennaio, a 3 mesi dalla scomparsa, all'Auditorium Parco della Musica. Però all'epoca c'era il grande Sergio Bardotti, grande autore e amico di papà, che mi diede una mano fondamentale, senza di lui non sarebbe potuto essere fatto, e quindi insomma spero di riuscire a regalare anche questo grande concerto al suo pubblico. Sarebbe sicuramente una cosa molto bella. Delle poesie che in questo momento non sono riuscite ad entrare nella tracklist definitiva, continuate a lavorare per fare magari una sorta di volume 2 di questo CD, un'aggiunta o... Sì, il mio desiderio è proprio quello, insomma, io tra l'altro adesso perché immaginiamo nella mente di tuo papà avevano una coerenza, certo, tutte insieme, no? Certo, assolutamente sì. Io ho intrapreso un progetto un po' ambizioso, ma ho iniziato a scrivere la sua biografia, perché non esiste una biografia di papà. L'ultimo libro, molto carino, scritto da Vincenzo Mollica, però è dell'83, poi è uscito dopo un libro intervista, ma insomma una vera e propria biografia non c'è, che mi auguro esca proprio per il decennale. Con quell'occasione vorremmo riuscire, sperando poi di riuscire a riaggiungere tutti i vari appunto eredi eccetera eccetera, per completare, no, questo lavoro, che poi ovviamente la gente è curiosa, dice ma le altre come sono? Insomma, poi ne ha musicate 12, quindi insomma sarebbe bello avere il lavoro completo, no? Però intanto è un numero che ha una sua ragione, il 12 poi. Ah sì? Sì, sì, un bel numero il 12. Dici... I mesi dell'anno, mi giusto, guardate tutti stupiti. No, sai perché? Perché invece per mio padre era l'11, allora... Allora ne devi far fuori una. Esatto. Esperta di numerologia, Federica Manzitti. Ognuno ha la sua di numerologia, vero? Indubbiamente. Infatti il 7 è il mio numero preferito, quindi diciamo io sono in linea perfetta. Ah, vedi, perfetto, 7, quindi per te va bene così. Perfettamente, va benissimo così, anzi. Però diciamo sono rimaste fuori appunto Ferlinghetti e Ginsberg, voglio dire, sono sicuramente 2 tra i poeti più importanti della Big Generation, quindi speriamo che in futuro si riesca in qualche modo a rimediare. Grazie ancora a Claudio Endrigo per essere stata con noi e ci rivediamo presto. Grazie a voi. Ciao, a grazie. tutti.